Buongiorno a tutti, siamo in direzione Arsiero. Obiettivo raggiungere Contrà Pria. Manca solo un quarto d'ora e poi saremo arrivati. Ora attacchiamo la telecamera al casco e vediamo se riusciamo a riprendere qualche curvetta che dovrebbe esserci qui davanti. A dopo. Allora, iniziano un pochettino di curvette, inizia la salita e vediamo un pochettino dove dobbiamo andare. Dobbiamo andare alla Contrà Pria o Park Pria a rinfrescarci un pochettino. Non ci sono mai stato, quindi oggi strade nuove e destinazione nuova. Per ora non ho avuto intoppi da Chioggia fino più o meno, non so neanche dove siamo, saremo dalle parti di Asiago. Traffico direi normale per essere domenica. Temperatura relativamente calda per essere luglio, ma ancora sopportabile. Sono anni che dico di andare a vedere questa Contrà Pria, però non ho mai avuto l'occasione, quindi sarà oggi la giornata in cui ci togliamo questa voglia. Alla rotatoria dritto. Era anche da un po' che non giravo un video direttamente dalla moto, perché non so se l'avete visto nel mio video precedente, purtroppo mi sono venuti addosso in retromarcia, mi hanno fatto un po' di danni, nulla di che, io non mi sono fatto nulla, però ho qualche graffio sulla carenatura della moto. Graffio che ha lasciato i suoi segni perché un pochettino ho paura dei movimenti degli altri adesso. Quindi prima di fare qualsiasi azione tento di capire cosa potrebbe fare il mio vicino di strada. Mancano 9 minuti alla Contrà Pria. Ho portato anche le scarpette da scoglio, immaginando che il fondo sia sassoso. Dalle informazioni che ho, l'acqua dovrebbe essere anche freddissima, la muta non ce l'ho, però male che vada ci buttiamo in acqua fin dove ci riusciamo. Nel frattempo ci stiamo avvicinando sempre di più alle montagne. L'idea di oggi è quella di andare a vedere Contrà Pria, restarci finché non mi annoio e poi valutare da farsi che vuol dire andare a fare qualche passo che dovrebbe essere qui vicino. Tanto le giornate sono lunghe, quindi il sole c'è, oggi non dovrebbe piovere e quindi è occasione per fare un po' di chilometri. Nel frattempo le strade iniziano a diventare sempre un pochettino più in stile montagna, anche se non sono ancora curve tutte quante belle strette come quelle di qualche passo di montagna. Sto incrociando anche qualche ciclista, al solito buon segno, vuol dire che le strade sono divertenti da fare. Arsiero dritto. Benvenuti ad Arsiero, siamo sulla retta via, noi andiamo sempre dritti e vediamo prima o poi come sarà questa Contrà Pria. Allora, qui da Tonezza Arsiero a sinistra, ma noi andiamo a destra, restiamo in strada. Vabbè, seguiamo le indicazioni di Google Maps. Al solito ci si avvicina alle montagne e iniziano anche i bei paesaggi. Io infatti più che correre oggi ho voglia di gustarmi i paesaggi.
Contrapria. Nel frattempo mancano solo 3 minuti, ormai ci siamo. Da quello che ho capito dovrei trovare un bar ed attaccato al bar esserci appunto la Contrapria. Vediamo se ci sarà un po' da camminare o se sarà a qualche passo dal bar. Scalini, frazione di Arsiero, qui il miliardesimo autovelox che ho visto ieri, oggi, e tra un po' credo sia da fare un'inversione a U. Allora, da qui non si passa, strada chiusa, anche se il navigatore mi dava di fare questa strada qua, quindi continuiamo e proviamo a vedere cosa si vede più avanti. Alla mia destra si vede un fiume che non so quale sia, macchine parcheggiate, quindi intuisco che qualcosina ci sia qua in giro. Dovremmo essere a Valdastico e tentiamo di capire dov'è questa Contrapria, perché qua il viaggio si è allungato di un bel po'. Qui al semaforo intuisco di dover andare a destra. Ok, mi sono perso. Allora, non riesco a trovare Contrapria, non è indicata da nessuna parte. Mi sa che sarò costretto a chiedere informazioni a qualcuno. Mancano 4 minuti ma non capisco dove sono. Bene, abbiamo chiesto informazioni, dovrebbe essere a 1 chilometro e mezzo da qua. Proviamoci. Tra 600 metri, svolta a destra. Vediamo un po' se ci siamo riusciti. Ah, ok, penso di essere sulla retta via. La tua destinazione si trova sulla destra. Allora, bentornati. Abbiamo finito il tempo da dedicare alla Contrapria. Bel posto, acqua fredda ma non freddissima, abbastanza gente, un bel posto rinfrescante per passare una giornatina. Adesso, per finire la giornata, l'idea è quella di fare qualche passo. Ciao. Iniziamo dal passo Xomo. Non penso di esserci mai passato. Andrò sempre con la mia calma, anche perché sono un pochettino stanchino dopo una giornata passata sotto sole. Immagino sia stanca anche la gente che troverò in giro, quindi l'attenzione non è mai abbastanza. E andiamo avanti tutta.
Spero che i passi che ho impostato siano semplici da raggiungere. Chiudiamo la visiera così si sente un pochettino meglio. Galleria. Strada per il passo Xomo che si sta confermando un pochettino strettina. Ci si sta tranquillamente, però un po' stretta. Tutti che ad occhio stanno scendendo e noi che invece saliamo. Andiamo un po' al contrario oggi. Sono le 5 del pomeriggio. Giustamente la gente sta tornando verso casa. Adesso proviamo a raggiungere il passo della Borcola. Già abbiamo imboccato la strada sbagliata, quindi cerchiamo un punto appena più largo dove fare inversione. Punto più largo che mi sa non sia facile da trovare. Ecco qua potrebbe essere, ma finiamo in mezzo alla boscaglia. Ora sembra che il navigatore abbia trovato qualcosa. Vediamo se stiamo andando nella retta via. 1 ora e 18, impossibile. Qui abbiamo proprio cannato la strada. Mi sa che sia meglio girarci il prima possibile. Non so dove, comunque cerchiamo un punto in cui girarci. Comunque il passo Xomo era 1058 metri sul livello del mare, non tanto alto. Ok, proviamo a girarci e a rifare la strada al contrario, vediamo se riusciamo a cuccare quella giusta. Comunque continuano a non piacermi questi passi con le strade troppo strette. Oltre ad essere strette, le strade sono anche abbastanza sporchine, nel senso che ci sono rami, rametti, foglie e cose varie. E rieccoci qui all'incrocio di prima. Vediamo un pochettino di capire come arrivare a questo passo. Allora, come si vede dal cartello, ho conquistato anche il passo della Borcola. Ora andiamo avanti per il passo Coe. Dovrebbe essere una mezz'oretta da qui. Tra l'altro siamo passati in Trentino. Come si passa in Trentino le cose sembrano tutte quante più belle. Mucche. Strada asfaltata come si deve, profumo di mucche, un po' difficile da trasmettere tramite webcam, ma comunque c'è. Parentesi che ahimè prima non si è vista, in mezzo alla strada mi sono trovato un bellissimo cerbiatto, era distante da me quindi non ho corso nessunissimo pericolo, però per la prima volta penso un cerbiatto mi ha tranquillamente attraversato la strada. Poi tempo qualche secondo è andato dentro un boschetto e chissà dove è finito. Strada che porta al passo Coe, direi relativamente semplice, larga il giusto, ci stanno 2 macchine tranquillamente e noi andiamo sempre con la nostra calmina. Sali scendi stile Gardaland. Galleria.
rientriamo dentro un boschetto, sono le 6:15, ho ancora, che ne so, 2 ore e mezza di sole. Vediamo di sfruttare la giornata al massimo. Mancano 19 km al passo Coe, circa mezz'ora di strada. Poi vediamo come tornare indietro verso Chioggia. Benvenuti. Oh, 2 tornanti. Tornante numero 1 passato, in discesa, quindi per me un pochettino più semplice da affrontare, così il freno motore della Kawasaki non mi rompe le scatole. Siamo a Soldati, mai sentito. Gruppetto di bambini che mi hanno fatto segno di accelerare e abbiamo accelerato un pochettino. Chissà se diventeranno futuri motociclisti. Biasi, anzi Baigi, strada che si sta rilevando veramente divertente, difficile giusto. Qui a sinistra vedo che può atterrare l'elicottero, chissà come mai. Ben asfaltata, peccato avere il sole giusto negli occhi. Comunque confermo che la strada che porta al passo Coe è veramente bella. Qui il panorama a sinistra meraviglioso, Rovereto sempre dritto. Se la strada è tutta così sarà una passeggiata arrivarci. Siamo arrivati a Dosso. Qui ad occhio e croce dovrei andare verso su, infatti. Tornante bello largo. Mancano 14 km al passo Coe, sempre sole in piena faccia. Siamo a Castello, penso di non essere mai passato per queste strade. Stiamo salendo, continuo a avere il sole in faccia, quindi andiamo con calmina. Ecco qua, adesso c'è un po' d'ombra. Sono le 6:30. Qui dovrebbe esserci un tornante che direi che possiamo fare anche in seconda, un tornante di quelli facili. Considerato che è domenica pensavo di trovare molto ma molto più traffico, invece è giornata veramente tranquilla. O la gente ha puntato al mare, strada che continua ad essere veramente piacevole, ogni tanto si incrocia anche qualche motociclista. Non dovrebbero esserci curve secche almeno per i prossimi chilometri. Ora ho il sole quasi di spalle, quindi finalmente vediamo bene la strada. Terragnolo, magnifica comunità di Folgaria. Noi andiamo sempre dritti. Ore 18:34, temperatura più 26 gradi, fa un minimo di frescolino rispetto ai 32-33 che abbiamo a Chioggia Sottomarina. Passo Coe qui a destra, passo Coe che inizia subito con una strada abbastanza stretta.
e rientriamo nel bosco. Passo Coe che direi essere chiuso. Bene, ci giriamo. Divieto di accesso, penso che sia il primo passo che trovo chiuso, quindi non abbiamo il piacere di vederlo, chissà come mai. Qualche sentiero, dalle 9 alle 19 il passo è chiuso, vabbè, noi spegniamo e andiamo verso Chioggia. Peccato non aver visto il passo Coe, forse arrivando prima delle ore, non lo so. Qua c'è scritto chiuso dalle 9 alle 19, non lo so. Allora vai a Chioggia. Quanto manca arrivare a Chioggia? Mancano 3 ore e 2 minuti. Bene, 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 bene. Prepariamoci a fare un po' di chilometri, prepariamoci anche a fare benzina perché siamo a metà serbatoio. Ok, avanti tutta. Ora vedremo che giro mi farà fare il navigatore per tornare a Chioggia. Tanto sono la bellezza di 3 ore di strada da fare.